parole dell'avvocato Morosin e fa riflettere, e vorrei proporvi anche un altro concetto che stasera non è stato toccato e che spesso noi proponiamo, che è questo, che Veneto è chi Veneto fa. E su questo slogan, che adesso vi spiego, sta la politica di Veneto Stato, che è una politica aperta, inclusiva, che vuole un Veneto aperto sul mondo e non un nuovo Stato chiuso, etnico, ma bensì uno Stato che valorizzi la cultura dell'essere veneto, che valorizzi i nostri valori, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere veneti. Quindi essere veneti non significa essere nati in Veneto, ma significa lavorare da veneti, pensare da veneti, vivere da veneti, fare tutto quello che noi facciamo tutti i giorni da veneti. E noi di questo abbiamo tantissimi esempi positivi da dare all'esterno, perché tantissime volte noi ci confrontiamo e diciamo: guarda i veneti come lo fanno. Ecco, io in tantissime occasioni mi sono sentita orgogliosa di essere veneta. Grazie. E su questo essere orgogliosa di essere veneta, credo che noi veneti dobbiamo essere orgogliosi anche di avere uno Stato veneto, uno Stato che ci amministri da veneti. Si avvicina un appuntamento elettorale molto importante qui in Veneto, che sono le amministrative. Tra qualche mese avremo la possibilità, non alcuni di noi che abitano nei comuni che vanno al voto, di rinnovare i propri consigli comunali e di eleggere un nuovo sindaco. Veneto Stato sta presentando le proprie liste, stiamo preparando le nostre squadre in tantissimi comuni. Appunto questa sera abbiamo presentato, c'è Gianluca Busato che si presenta a Silea, e qui stasera con noi c'è il candidato sindaco anche per Casale, che è Claudio Rigo,